Sono state scale particolarmente dure da salire, quelle del municipio di Musile di Piave, per i genitori e i parenti dei 4 ragazzi morti nel tragico incidente di sabato sera sulla Jesolana. Il tricolore a mezz'asta li ha attesi oggi alle 11 per la riunione operativa in vista dei funerali di giovedì mattina. Convocati dal sindaco Silvia Susanna anche il comandante dei carabinieri e un referente dei vigili del fuoco per l'incontro alla presenza del parroco don Flavio Zacchin. Volti segnati dal dolore, misto ancora all'incredulità per quel tragico destino che ha unito i 4 giovani e che li vedrà insieme nell'ultimo saluto stabilito definitivamente oggi in comune. Un incontro lungo, alternato a momenti di pausa per cercare di contenere l'angoscia dei genitori chiamati a decidere i particolari del funerale dei loro ragazzi, di quei 22 anni appena approdati all'età adulta e già falciati dalla morte. Con loro anche Paolo Di Ral, che sta seguendo giorno e notte la figlia Giorgia, l'unica sopravvissuta, che ha già espresso il desiderio di essere presente all'ultimo saluto al fidanzato Riccardo Laugeni e gli amici Eleonora Frasson, Leonardo Girardi e Giovanni Mattiuzzo. Cortesi ma decisi, tutti i familiari hanno deciso di non rilasciare ulteriori dichiarazioni, delegando al sindaco il compito di dare le indicazioni a quanti vorranno partecipare alle esequie. Il funerale è alle 10 di giovedì presso gli impianti sportivi. Ci saranno 2 accessi, uno riservato per i familiari e le autorità e uno invece per gli amici, per il pubblico che vorrà essere presente. Ci sarà comunque molto personale che aiuterà le persone a trovare la giusta via e ci saranno anche le indicazioni per i parcheggi e per come muoversi poi all'interno della struttura. I ragazzi partiranno da Jesolo alle 9:30 e quindi saranno qua indicativamente per le 10, forse qualche minuto prima. Prevista una giornata calda, a pieno sole, e per questo si stanno predisponendo ombrelloni e coperture per le migliaia di persone presenti alla cerimonia, con una parte dedicata agli amici e conoscenti dei 4 ragazzi. Ci sarà la cerimonia religiosa e poi un momento lasciato agli amici per degli interventi delle associazioni sportive per gli amici. Poi solo i familiari stretti o comunque le persone che i familiari intenderanno indicarci potranno proseguire per il cimitero. Un addio alla presenza del governatore Luca Zaia a testimoniare quanto questa vicenda abbia toccato i veneti. Un addio dove ognuno potrà compatibilmente con i tempi portare un fiore e lasciare un pensiero per i 4 ragazzi in una cerimonia dove i familiari sperano di incontrare anche i 2 ragazzi albanesi che si sono gettati nel canale pur di tentare di salvare quelle vite.